Mettere a confronto politica, istituzioni e società civile sui temi strategici per lo sviluppo economico del Paese. Alla 2 giorni di approfondimento organizzata all'M9 di Mestre da Fratelli d'Italia sono presenti, oltre ai rappresentanti veneti delle associazioni di categoria, i maggiorenti nazionali del partito. Noi vogliamo dare attenzione a chi fa grande l'Italia. Chi fa grande l'Italia sono le nostre imprese, grazie alle incredibili manifatture, grazie alla creatività, grazie al genio italiano, grazie soprattutto, visto che siamo in una regione come il Veneto che ha tante piccole e medie imprese che riescono a esportare a livello globale, alla qualità dei prodotti che riusciamo a realizzare. Inevitabile entrare subito nel merito di una crisi energetica che dall'invasione dell'Ucraina alla guerra in Iran sta diventando tema ricorrente, rivelatore di una fragilità da risolvere in ambito europeo. Fonti comuni per avere prezzi migliori, avere il coraggio di liberalizzare il mercato dell'energia all'interno dell'Unione, evitare che ognuno si approvvigioni a modo suo, perché chiaramente deve essere una risposta globale nel momento in cui la sfida è globale. Una sfida globale per la quale da anni ormai in Italia si torna a parlare di centrali nucleari. Realizzare nel nostro paese uno stabilimento industriale che produca in serie, come qualunque altro generatore, impianti nucleari di piccola dimensione, puliti e sicuri, che poi vengono trasportati con un container laddove vengano richiesti. Il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, 75 milioni di presenze però spesso concentrate per la maggior parte negli stessi luoghi, e da qui che nasce l'overtourism. Io invito tutti ad avere un atteggiamento molto accogliente rispetto ai turisti. Sono sempre impaurito quando si parla solo dei problemi, l'overtourism, che li conosco tutti. Il contributo d'accesso può essere una soluzione? Questo adesso ragioniamo col sindaco che arriverà, vediamo se ci sono delle alternative e proveremo a vedere se ci sono delle soluzioni.